economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. Mother so-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America e il sottoscritto che vi parla è Matteo De Sio, qui per cominciare la settimana un pochino più informati su quello che sta avvenendo nello stato a stelle e strisce. Ed sono successi eventi molto molto importanti come il raid della polizia dell'immigrazione, la ICE, proprio in una fabbrica Hyundai che ha causato tanti arresti e quindi tanti coreani, lavoratori coreani, proprio Hyundai che è una casa automobilistica coreana, a ritornare poi in patria. Sono stati anche poi dei dissidi con l'alleato Sud Corea perché ovviamente il presidente della Sud Corea ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero dovuto rilasciare alcun video per quanto riguarda i raid, per quanto riguarda arresto di persone che erano all'interno degli Stati Uniti in maniera illegale. Parliamo di centinaia di lavoratori, circa 475 secondo le ultime stime, che erano soprattutto sudcoreani, addirittura con CNN che si adopera a dichiarare che serve anche la testimonianza dei lavoratori latinos per ricreare quello che è stato il raid all'interno dell'impianto, perché ovviamente i latinos per osmosi, tutti i latinos per osmosi sanno descrivere meglio quanto sono brutti e cattivi i poliziotti, giustamente, ma questo in realtà è uno dei tanti segnali che la potenza in questo momento della polizia dedicata all'immigrazione per gli Stati Uniti rimane solida nonostante i tanti tentativi dei giudici statali e federali per bloccare le varie direttive dell'amministrazione di Donald Trump. Parliamo comunque di una Sud Corea che ovviamente investe tantissimo negli Stati Uniti, anche per questo i due paesi è meglio che non si attacchino fra loro, ma è una Sud Corea che è dipendente dagli Stati Uniti anche per quanto riguarda, in questo caso dipendente perché vi è il vicino rivale della Nord Corea che è molto molto aggressivo. Una Nord Corea che avete visto con Kim Jong-un era la parata militare della Cina e non vi era solo Kim Jong-un proprio alla parata militare cinese per mostrare i missili e la forza militare cinese, ma vi era anche Vladimir Putin, il presidente della Federazione Russa, che ovviamente con gli Stati Uniti in questo periodo storico vi è un forte dissidio anche per quanto riguarda quello che sta succedendo in Ucraina. E infatti il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mandato un messaggio polemico proprio per quanto riguarda le foto di questa manifestazione, di questa parata militare per la Cina, dichiarando appunto che forse che la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero innanzitutto ritornare a parlare per quanto riguarda i dazi, ma ha pubblicato sui social anche un saluto ironico, una richiesta di saluto ironica, chiedendo a Vladimir Putin e Kim Jong-un di salutare la Cina di Xi. Ovviamente sono delle scaramucce social, ma che in realtà si ripercuotono nella nostra e nella loro, degli Stati Uniti e ovviamente Cina, Corea del Nord, vita reale.
parliamo anche di una parata militare che è stata anche analizzata dagli esperti americani, che ovviamente sono sentiti presi con l'acqua alla gola quando poi hanno dichiarato che secondo loro la Cina ha mostrato i missili, ma che l'armata cinese non è ancora a livello di quella statunitense. Questo ovviamente poi sta ai numeri, analizzare, agli esperti analizzare poi i numeri, esperti non americani ovviamente, non cinesi o comunque non russi, analizzare i vari numeri per sapere quanto ci sia del vero, ma secondo Donald Trump Cina, Russia, Corea del Nord sono in una fase di cospirazione proprio contro gli Stati Uniti. Quindi sembra uno dei tanti messaggi che Donald Trump sta inviando a Vladimir Putin negativi, diciamo, proprio per quanto riguarda anche probabilmente la questione russo-ucraina. E nonostante questo, Zelensky ha dichiarato in questi ultimi giorni, Vladimir Zelensky, il presidente dell'Ucraina, che Putin e Trump si sono messi d'accordo durante l'incontro del 15 agosto, a Ferragosto, quando ricorderete Vladimir Putin è andato nella vicina Alaska, vicina ovviamente per i confini geografici russi, per discutere proprio su quella che potrebbe essere la fine del conflitto all'interno del continente europeo. Parliamo anche di un incontro quindi che è stato criticato dal presidente ucraino, nonostante questo Vladimir Zelensky incontrerà, scusate, non Vladimir Putin, ma Donald Trump insieme ai leader europei questa settimana, una settimana quindi che sarà importante anche per quanto riguarda il demolire, come diceva anche il nostro direttore nella propria rubrica, la possibilità di un esercito europeo nei confini ucraini, ma anche per demolire una strategia europea che fa qua da tutte le parti, che sta solo danneggiando la forza contrattuale, tra virgolette, di Donald Trump. Abbiamo anche un Joe Biden che torna alle cronache per la rimozione di cellule cancerogene all'interno del proprio corpo. Sembra che siano state, purtroppo per l'ex presidente, delle cellule cancerogene che erano proprio sulla pelle del politico e dell'ex senatore. Un'operazione chirurgica che era in programma da maggio, quando lo staff dell'ex presidente Joe Biden e anche dell'ex vicepresidente all'epoca dell'amministrazione Obama aveva dichiarato proprio questi problemi di salute. Ma parlando proprio di salute, vi sono due importanti notizie, ovvero Kennedy Jr. è sotto torchio da parte del Senato per le sue iniziative proprio contro la vaccinazione obbligatoria, e lo Stato repubblicano della Florida, lo Stato di DeSantis, uno dei possibili, oltre che J.D. Vance, uno dei possibili sostituti di Donald Trump a capo del partito repubblicano, ha deciso di mettere fine a un obbligo vaccinale. Vedremo anche chi proverà a mettere in difficoltà proprio questa direttiva, ma la Florida è il primo stato negli Stati Uniti a dichiarare che non vi è più un obbligo vaccinale per nessun vaccino. Gli Stati Uniti ovviamente hanno una serie di vaccini obbligatoria che è diversa, che è diverso come numero
rispetto all'Italia. Anche loro hanno la loro bella quota di vaccini, ma è importante questo scontro, anche quello che sta avvenendo fra Kennedy Jr. e i senatori, per capire se l'amministrazione Trump riuscirà a cercare un compromesso, a trovare un compromesso fra chi vuole totalmente togliere l'obbligo vaccinale e chi invece addirittura vorrebbe aumentare il numero dei vaccini. Donald Trump si è espresso su questo argomento in questi giorni, dichiarando che i vaccini possono essere molto utili, ma che l'obbligo vaccinale dovrebbe essere utilizzato solo ed esclusivamente per i vaccini che funzionano. Donald Trump ha pure dichiarato di aver rinominato il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, anche probabilmente per mostrare i muscoli americani proprio in questo momento di incertezza per quanto riguarda la politica estera. E un'altra, questa volta, vittoria in tribunale perché per l'amministrazione Trump, perché hanno dichiarato che vi saranno una pausa per quanto riguarda l'utilizzo della Guardia Nazionale a Los Angeles, proprio per quindi arrivare anche qui a un compromesso su quello che voleva fare Donald Trump in una Los Angeles sempre più sul piede di guerra contro la legalità, possiamo dire, perché si erano in tanti abitanti di Los Angeles schierati proprio contro la polizia, protestando contro l'utilizzo di una Guardia Nazionale durante una situazione molto, molto complicata. Ma ritornando al tema dell'immigrazione, possiamo anche guardare un'altra vittoria, per fortuna, sempre nei tribunali per l'amministrazione Trump, perché il progetto Alligator Alcatraz potrebbe continuare. Era stato bloccato in precedenza proprio dai continui attacchi in tribunale, dalle continue cause, denunce che erano state proprio perpetrate ai danni di Alligator Alcatraz, questa cella, questa prigione che dovrebbe ospitare criminali e persone, soprattutto persone che erano all'interno dello Stato americano senza documenti, quindi con metodi illegali. Potrebbe quindi continuare questo progetto molto importante per l'amministrazione Trump. E l'amministrazione Trump continua anche la propria battaglia sia contro le singole città, ma più che altro contro le amministrazioni delle singole città. Ovviamente non c'è bisogno di dirlo. L'amministrazione Trump infatti ha denunciato la città di Boston, l'amministrazione di Boston, proprio per ciò che concerne l'utilizzo del termine santuario. Perché? Perché questa tipologia di città santuario, quindi proprio legata all'immigrazione e anche all'ospitalità di immigrati irregolari, mette ovviamente in difficoltà la cooperazione fra le forze locali e quelle statali per rintracciare i criminali irregolari. Quindi questa è una mossa dell'amministrazione Trump per mettere ancora di più in chiaro che Boston e altre città come la stessa Chicago devono conformarsi a quello che vuole l'amministrazione, quello che vuole il presidente. Andando avanti con Chicago, tra l'altro, continua lo scontro fra Chicago e l'Illinois, quindi il proprio stato, contro l'amministrazione Trump. La Casa Bianca infatti ha accusato il governatore democratico dell'Illinois, ma anche ovviamente il sindaco democratico di Chicago, di lamentarsi a sproposito, perché
Chicago è una città che purtroppo è prima da 13 anni nelle classifiche per quanto riguarda il tasso di omicidi. Quindi parliamo di un'amministrazione democratica che non riesce a contrastare un aumento vertiginoso del crimine, ma della microcriminalità, ma anche di una situazione di criminalità come il tasso di omicidi e quindi il crimine efferato, che è gravissimo e che non riesce quindi a essere trattato con le maniere tradizionali, tra virgolette, secondo quello che vuole il Partito Democratico. Probabilmente una carezza e via per gli omicidi che popolano la città. E il governatore ha dichiarato che quello che sta facendo Trump è antidemocratico e che non dovrebbe essere ascoltato, anzi, insieme al sindaco di Chicago sono pronte, sembra, delle proteste proprio contro l'utilizzo della Guardia Nazionale per mettere fine a un crimine sempre più preponderante all'interno della città. Ma invece la Casa Bianca, con un proprio portavoce, ha dichiarato che se le amministrazioni locali guidate dai democratici cercassero di tenere a bada il crimine allo stesso modo e spendendo lo stesso tempo con cui in questo momento si stanno lamentando contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nelle reti locali, probabilmente i propri cittadini sarebbero anche più sicuri. E rimanendo sempre nel locale, però riguarda anche l'amministrazione Trump, Donald Trump ha dichiarato che secondo lui sarebbe meglio che i candidati repubblicani decidessero di lasciare la corsa contro Mamdani per arrivare a una corsa 1 contro 1 per avere più possibilità ovviamente di successo. Mamdani è il socialista all'americana, quindi diciamo tra mille virgolette, già ovviamente le idee socialiste non possono coincidere con gli ideali repubblicani trumpiani, ma Mamdani è pure il 33enne che non riesce, gli è molto difficile dichiarare che gli ebrei negli Stati Uniti non sono brutti e cattivi, quindi ha veramente molta difficoltà su questo, ha una retorica ovviamente anti-Israele, ovviamente come ogni democratico nel 2025, l'alleato lo mettono nel cestino, ma Mamdani è anche il personaggio che sembra che per quanto riguarda le religioni ovviamente favorisca la religione islamica. Probabilmente vi sarà anche un dibattito con i futuri candidati per quanto riguarda ovviamente il Partito Repubblicano, ma sappiamo che Mamdani è appoggiato anche dal senatore social democratico Bernie Sanders, quindi sempre quella sinistra all'americana che però promette tanto, come siamo abituati a vedere in Italia, ma sembra che le promesse non siano poggiate su solide basi. Partiamo anche, finiamo anche, anzi più che partiamo, finiamo anche parlando di quello che sta avvenendo con purtroppo i problemi climatici che coinvolgono sempre gli Stati Uniti. Per fortuna l'uragano Kiko ha cambiato il proprio percorso e ha deciso di risparmiare, deciso tra virgolette, di risparmiare la Hawaii, che quindi si evita un periodo di fortissimi venti, e sappiamo che con gli uragani, anche quando non ti tocca direttamente, la zona circostante viene devastata da questi venti fortissimi, anche per le tante case che sapete sono magari in legno o materiali poco resistenti, perché magari sono tante case nei sobborghi
urbani americani, ma riescono anche a evitare le Hawaii, le forti piogge che si porta sempre un uragano. Come ultima notizia, prima di lasciarvi, CNN continua con la propria battaglia, ne avevamo parlato la settimana scorsa, continua con la propria battaglia contro Donald Trump, una delle tante, proprio per non aver preso le vacanze, quindi una ripetizione dell'articolo precedente, ma giusto per farvi capire quanto siano strani i giornali americani in questo momento di opposizione. E con quest'ultima notizia vi saluto, grazie per l'attenzione, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Siamo tornati al palinsesto invernale, quindi mi trovate verso le 9:40. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata a tutti. Avete ascoltato Te la ridò io, l'America.